Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro e ti adorerò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risane. Buona mattina e buona domenica a tutti, a quelli che sono presenti in questa sala e a quelli che ci stanno seguendo e stanno partecipando da YouTube. Sicuramente siamo qui riuniti questa mattina in presenza in modo telematico per celebrare e adorare il nome del Signore. Siamo però anche riuniti per ascoltare la voce di Dio, per ascoltare quello che Dio ha voluto dirci tramite le opere e le qualità perfette di Gesù Cristo. Leggiamo i primi due versetti del primo capitolo di Ebrei, Ebrei 1:2. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo. Come leggiamo, Dio ha parlato anticamente molte volte e in svariati modi. Quindi anticamente, dalla Genesi a Malachia, Dio ha parlato in molti modi e in modi diversi a tante persone, in modi diversi come la legge, eventi storici,
poesia, profezie, per iscritto, per sogni, visioni, simboli, metafore, immagini, e anche a persone molto diverse tra di loro, regine, re, contadini, profeti, persone normali, uomini, donne, persone ebraiche e persone non ebraiche. Tutti questi, molte volte e in svariati modi, erano solo però dei canali temporanei con cui Dio ha utilizzato per parlare a noi, perché il canale perfetto, il canale definitivo con cui Dio ha voluto parlare a noi è solo uno, Gesù Cristo. Egli è la perfetta e definitiva rivelazione di Dio. Apriamo quindi il nostro cuore questa mattina. Egli sicuramente vorrà parlarci, sicuramente e senza dubbio. È indubbio che questa mattina a ognuno di noi Dio ci vuole parlare. Quando ci fu la trasfigurazione, la nuvola di Dio disse questo in Marco 9,5, questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo, era Dio che parlava. Cantiamo quindi il canto Correrò da te, adoriamolo, avviciniamolo a Lui. Dio si è chinato su di noi e noi ascoltiamolo. Guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai tra le braccia del tuo amore. Mi guardi e mi conosci. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta
Continuiamo la lettura dei primi 3 versetti del primo capitolo degli Ebrei. Parto dal versetto 2, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è la splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la sua parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che bello questi 3 versetti, è meraviglioso, non si può che rimanere a bocca aperta leggendo tutte queste caratteristiche e queste qualità che vengono elencate in soli 3 versetti. Mi voglio soffermare sull'ultima parte di questi 3 versetti, che dice: Cristo si è seduto alla destra della maestà dei luoghi altissimi. Gesù è il Re dei Re, si è seduto alla destra dei luoghi altissimi. E che posizione è la destra? La destra è la massima posizione di onore, privilegio, potere e gloria. In Efesini 1 leggiamo che Dio, quando lo risuscitò dai morti, lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Dio è nella massima posizione di gloria, onore e privilegio. E si è seduto. Egli ha appoggiato le mani forate dai chiodi e si è seduto in un simbolo di riposo, ma non un riposo che segue alla fatica, ma un riposo che è espressione di soddisfazione per un'opera che è stata portata a compimento. Tale postura, seduto, indica che l'opera di redenzione è stata completata. Colui che leggiamo all'inizio del versetto, che era erede di tutte le cose, quindi a lui appartenevano tutte le cose ed era anche erede del compimento della volontà di Dio, colui che era il compimento della volontà di Dio, ora si è seduto e ha completato la volontà di Dio. Che bello questo. Cantiamo quindi il canto Tu sei santo, principe di pace, e adoriamolo per chi è. Direi di alzarci in piedi proprio per onorare il nostro Dio. Cominciate voi uomini, Gioia è con voi. Tu sei santo, Tu sei santo, sei potente, sei potente, tu sei degno tu sei degno di lode e onore. di lode e onore. Seguirò te, Seguirò te, amerò te, amerò te, ogni giorno ogni giorno ti ascolterò. ti ascolterò. Tu Loderò sei il Signore, tu sei Re dei Re, tu potente Dio, ogni cosa è tua, sei l'Emanuele, lui grandioso, di pace il principe, chi è l'angelo, Dio vivente sei, e la grazia tua regnerà per sempre, eterno amore per me. Tu sei l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, Salvatore, Messia, amico, sì, di pace il principe, tu sei il Signore, per te vivrò. Tu sei santo, Tu sei santo, tu sei santo, sei potente, sei potente, tu sei degno tu sei degno di lode e onore. di lode e onore. Seguirò te, Seguirò te, amerò te, amerò te, ogni giorno ti ti ascolterò. ti ascolterò. Tu sei il Signore, tu sei Re dei Re, tu potente Dio, ogni cosa
c'è il principe, tu sei il Signore, per te vivrò. Sempre in questi primi 3 versetti leggiamo verso la fine: dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Gesù Cristo è il mezzo con cui Dio Padre agisce. Gesù Cristo è la mano con cui Dio Padre esaudisce la sua stessa volontà. Dio, come vediamo all'inizio di questi versetti, ha creato l'uomo, ma Dio, tramite Gesù, ha anche salvato l'uomo. Gesù Cristo è il purificatore dei nostri peccati. Il creatore e dell'universo creato si è fatto carico del peccato. Per creare l'universo Dio non dovette far altro che parlare tramite Gesù Cristo, e anche con la sua voce Gesù non deve fare altro che parlare per sostenere l'universo, ma per salvare i nostri peccati Dio si è incarnato, è venuto su questo mondo ed è morto per noi. È straordinario pensare che colui che aveva ricevuto il massimo onore, gloria, potenza e privilegi, che si è seduto a destra della maestà, si è incarnato. Questa cosa è meravigliosa per tutti noi. Si è abbassato divenendo un agnello sacrificale. Ricorderemo questo dopo tramite il ricordo e la Santa Cena. Però ora celebriamolo, adoriamolo. Gesù Cristo è l'opera perfetta di Dio, è morto per noi. Abbiamo 1000 ragioni per adorare e celebrare Dio e Gesù Cristo, ovviamente perché è morto per noi, ci ha salvato, ma abbiamo veramente 1000 ragioni. Dopo il canto, che si intitola quindi 1000 ragioni, preghiamo insieme. Ci sarà un momento di preghiera, ricordiamo quello che Dio ha fatto per noi. Ognuno di noi nel proprio singolo ha 1000 ragioni per ringraziarlo, e avrà sicuramente anche 1000 ragioni per ringraziarlo in futuro.
il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici, Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Sempre in questi primi 3 versetti leggiamo più o meno in centro: sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Abbiamo visto che il Figlio Gesù Cristo si è seduto alla destra di Dio dopo aver editato e compito la perfetta volontà di Dio Padre, e ora in questo momento sta sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. La stessa parola che ha creato i mondi, egli mantiene i mondi con la stessa parola. Tutto il creato continua a esistere grazie a Cristo. Io e voi che vi siete alzati questa mattina, che abbiamo dormito, oggi passeremo una giornata, tutta la nostra vita è gestita e sostenuta da Cristo. Ci sostiene nei momenti felici, quando ridiamo e scherziamo e gioiamo con i nostri parenti, amici, con i nostri fratelli della Chiesa. In quel momento ci sostiene, ci benedice. Ci sostiene anche nei momenti tristi, sofferenti, quando piangiamo, quando soffriamo per noi stessi o per quello che succede intorno a noi, ma anche in quel momento Gesù Cristo ci sostiene, sempre. In Matteo 8 c'è scritto: quegli uomini si meravigliavano e dicevano: che uomo è mai questo, che anche i venti e i mari gli ubbidiscono? L'umanità sa più o meno gestire tutto dal punto di vista tecnologico, possiamo creare quasi tutto, ma venti e mari non li sappiamo controllare. Gesù, Cristo, con la sua parola, sostiene anche i venti e i mari. Non ci preoccupiamo, fidiamoci di un Dio sostenitore. Cantiamo quindi il canto Aprimi gli occhi del cuore, guardiamolo, cerchiamo di guardare a Lui. E poi, perdonatemi, ci doveva essere il momento della preghiera, ma facciamolo dopo, perdonatemi. Cantiamo il canto Aprimi gli occhi del cuore. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti. Voglio vederti, vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 Santo.
splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Voglio sentire ancora perché è stato bellissimo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti.
grazie per questo momento di riposo. Un riposo che si fonda sul tuo riposo, Signore, sulla tua opera, che abbiamo rievocato questa mattina nella tua parola. Tutto è stato fatto e tu ti sei seduto, e proprio perché ti sei seduto oggi possiamo essere nel riposo, godere questo riposo spirituale, godere i benefici di questa alleanza, godere la festa. Oggi siamo in festa, Signore. È come stare intorno ad una tavola. E in una festa si gioisce, caro Padre, perché siamo stati invitati a sederci e a godere di questa relazione, Signore, non solo da chi ci ha invitati, ma anche tra coloro che sono intorno a questa tavola. Grazie, Signore, perché attraverso i ministeri, i doni, i talenti, che questa mattina si sono espressi con delle note, con delle corde vocali, con una parola che ci è annunciata attraverso chi ci sta accompagnando in questo momento. Noi stiamo celebrando, Signore, noi stiamo celebrando il tuo nome, perché tu hai fatto ogni cosa per noi. Così quando ci alziamo in piedi, quando innalziamo il nostro sguardo verso di te, Signore, lo facciamo con fierezza, con riconoscenza, perché tu ci hai aperto questo varco, questa porta. Pertanto questa mattina, Signore, ci rallegriamo in questa comunità, ci rallegriamo di questo cammino che stiamo facendo come comunità. Sì, tu hai salvato degli individui, ma li collochi all'interno di un popolo, e questo popolo oggi è un popolo celebrante davanti al Dio creatore e santo. Amen. Amen. Gloria al tuo nome, Signore, benediciamo il tuo nome, Signore. Offriamo il nostro culto, Signore, possa essere gradito a te, Signore, ogni cosa che faremo possa essere veramente gradito a te e dia gloria al tuo nome sempre. Grazie perché sei buono, sei fedele, sei il Dio vivente e vero, colui che ci ha formati, che ci ha creati, colui che ci sostiene in ogni momento della nostra vita. Così ti benediciamo questa mattina e ti adoriamo perché ne sei degno. Amen. Grazie, Signore, perché ci hai creati. Grazie perché sei venuto qui da noi a salvarci. Grazie perché ci sostieni. Grazie per tutto quello che fai. Grazie per le tue qualità e le tue caratteristiche che sono immense e bellissime e meravigliose. Grazie per tutto. Nel tuo santo nome. Amen. Bene, prima di approcciarci ai simboli vorrei invitarvi, se qualcuno di voi ha una testimonianza, un qualcosa che vuole dire per edificare la Chiesa, la comunità, prego. Bene, leggiamo allora Colossesi 1, 21-22. Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Nei 3 versetti che abbiamo letto di Ebrei abbiamo letto anche, non ci siamo soffermati, però abbiamo anche letto che Gesù è splendore della gloria di Dio e impronta dell'essenza di Dio, parole che non so se riusciamo molto bene a comprendere, ma questa splendore della gloria di Dio e impronta dell'essenza di Dio, come abbiamo già detto, si è fatto uomo e si è
caricato di tutti i peccati dell'umanità, è salito in croce, umiliato e ha sofferto un qualcosa fisicamente di indescrivibile e anche si è caricato dei peccati di tutta l'umanità. Grazie alla sua morte, grazie al spargimento del suo sangue, noi possiamo comparire davanti a Dio, come abbiamo letto, senza difetti e irreprensibili. Prendiamoci quindi un momento per ricordare quello che Gesù Cristo ha fatto per noi tramite questi simboli e vorrei chiamare Gianni qui per pregare e distribuire. Signore, cosa possiamo dire di più di quello che tu hai fatto, Signore? Di cosa possiamo dire se non grazie, Signore, se non ringraziarti, lodarti, innalzarti, Signore, per l'opera che tu hai fatto, per l'opera che tu hai portato in questo mondo, Signore, per l'unico scopo di salvare le nostre vite, Signore. Noi possiamo solo dirti grazie, Signore, lodarti in ginocchio, Signore, lodarti ogni giorno, Signore, per quello che tu fai per noi, Signore. Noi non potremo comprendere molto bene quelle parole, Signore, però ognuno di noi che ha fatto questa scelta, Signore, può capire quanto tu sei maestoso, quanto tu sei grande, quanto tu sei potente, Signore, nelle nostre vite, per come ci accompagni, per quello che ci fai fare, per come ci sostieni, come si è detto quest'oggi, Signore, in ogni situazione, in ogni problema, in ogni cosa che dobbiamo affrontare. Noi per questo ti vogliamo ringraziare, Signore, per l'opera che tu hai fatto, Signore. Amen. Amen.
Bene. Prima di passare alla predicazione della parola del Signore, cantiamo il canto Cristo muove le montagne. Tutti hanno bisogno di amore e compassione, della grazia tua, Signore. In te c'è il perdono, sei il nostro Salvatore, speranza nel mondo. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. Togli dal mio cuore paure e fallimenti e metti il tuo amore. Ti offro la mia vita, sei tutto ciò in cui credo e a te mi arrendo. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. La tua luce splende su di noi, cantiamo per la gloria del risortore. Gesù, la tua luce splende su di noi, cantiamo per la gloria del risortore. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. Cristo muove le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva per sempre, autore di salvezza, risorto ha vinto la morte, Gesù ha vinto la morte. Buongiorno. Siamo insieme per affrontare in questo tempo della mia proposta
Timoteo. Abbiamo letto la prima lettera a Timoteo e anche il primo capitolo della seconda lettera a Timoteo. E abbiamo visto l'amore di Paolo per il suo, lui lo chiama così, figlio, che è un figlio spirituale naturalmente, Timoteo, e abbiamo osservato tutte le esortazioni che lui rivolge a Timoteo per indicargli come il servo di Dio deve comportarsi. E anche questa mattina affronteremo la tematica guardando questa lettera dal punto di vista di tre soprattutto soggetti di osservazione. Quando ci si chiede il servo di Cristo che cosa dovrebbe e che cosa potrebbe essere, vedremo dal secondo capitolo che il servo di Cristo è un militare, un atleta e un lavoratore. Vedremo queste tre cose assieme. Non è un militare, ma l'altro è un atleta, l'altro è un lavoratore. Non è così. È assieme un militare, un atleta e un lavoratore. Preghiamo. Lode a te, Signore, perché tu hai fatto di noi tutti dei servitori di Cristo. Lode a te, Signore, perché noi ci accorgiamo giorno per giorno di essere tuoi servitori. Allora dunque, Signore, donaci di essere militari, atleti e lavoratori, così come sta scritto in questo secondo capitolo della lettera che Paolo rivolge al giovane Timoteo. Signore, ti preghiamo di aiutarci ad essere coloro che sanno combattere, rispettare le regole, operare concretamente costruendo. Te lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Proprio questa mattina stavo leggendo così un po' al volo una pubblicazione di storia di un piccolo centro del nostro territorio, senza misteri, Pavia di Udine. E la studiosa che stava scrivendo alcune pagine presentando un edificio di culto cattolico, la chiesa dei Battuti di quel territorio, appunto scrive questo: nel Medioevo gli uomini erano molto concentrati e avevano come primo obiettivo la conoscenza e il culto a Dio. E io non so se avrò occasione di incontrare quella studiosa, ma vorrei dirle che anche oggi dovremmo avere come obiettivo primo l'adorazione e il culto a Dio. E vedete, il testo in questione, in quelle pagine, si presenta come se dovesse dire quella volta era così, adesso è tutto cambiato, no? Sì, purtroppo adesso è tutto cambiato, però si dovrebbe recuperare veramente il senso della presenza di Dio, che nei tempi storici dell'antichità, pur nelle contraddizioni, era un po' più sentito, un po' di più, perché il peccato ha sempre governato il mondo, in parte, perché il vero governatore del mondo è Gesù Cristo. Però il peccato ha sempre insidiato, ha sempre inciso negativamente. Ma ecco, volevo darvi questa
mia osservazione in apertura per leggere un brano che ci induce a comprendere come Dio deve essere sempre al primo posto nella nostra vita. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Cristo Gesù risorto ai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Servo di Dio, dunque, come dicevamo, deve essere un militare, un atleta, un lavoratore. Il militare combatte, l'atleta si allena per prepararsi alla gara, che è anche una forma di combattimento. Il lavoratore opera, fatica, costruisce, progetta. Interessante osservare che gli uomini di Dio non debbono essere un combattente e basta, o un perenne allenamento in preparazione della gara. Non è un allenato in continuazione, non è un lavoratore solamente, ovvero lo è, ma è soprattutto tutto questo insieme. Il Medioevo ha diviso l'umanità in 3 classi: orantes, laborantes, pugnantes. Voi avete capito che vuol dire chi prega, chi lavora e chi combatte. Ora, questa suddivisione di ruoli nella parola di Dio non è contemplata. L'uomo di Dio è assieme, il combattente, vado nell'ordine in cui viene proposto da Timoteo proprio, il soldato, l'atleta, il lavoratore. Il soldato fa la guerra. Chi fa la guerra è un nemico. Talvolta, devo averlo detto anche pubblicamente, mi sono illuso di non avere nemici. Sono un pacifico, sempre stato così, anche da giovane. Evito le contese. Mi piace la discussione, anche animata, ma evito gli eccessi. O quantomeno ho sempre tentato di evitarli. Ci sono riuscito nel 99% delle volte, vi dico, non nel 100% delle volte. Comunque, insomma, una vita senza grandi contrasti. Quelli più grandi sono sorti in seguito a cose molto piccole. Dunque, niente nemici. Mi sono sempre proposto questo. Invece, anche tu ed io abbiamo un grande nemico, il diavolo. Il diavolo, secondo alcuni, è una figura simbolica di sensibilità medievale. Sul diavolo si raccontano le barzellette. Come si fa a credere al diavolo in una società come questa del 2000 inoltrato? 40 anni fa mi dicevano: non si può credere che esista il diavolo dopo che abbiamo visto la macchina, l'aeroplano, la bomba atomica, la televisione. Anche qualche teologo
ha sostenuto che il diavolo sia una malinterpretata ricognizione di figure dell'antichità. La parola di Dio non dice così. Sta scritto Matteo 4, 1, 11. Vediamo un po' che cosa accade a Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Solo questo primo brano dovrebbe essere più che convincente quando si parla di un incontro con Cristo e della determinatezza del tentatore nello stimolare alle necessità materiali, ai superpoteri miracolosi, persino al potere politico. Dunque il diavolo non è un personaggio vestito di rosso, con corna e forcone, ma è un essere diverso. Un giorno il diavolo si presentò davanti a Dio. Andiamo a vedere in Giobbe questo racconto. Lo leggiamo dal versetto 6 al versetto 12 del primo capitolo di Giobbe. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stender la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. In un altro brano, in Luca 8,12, sta scritto: quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. È la celebre parabola dei terreni spiegata a Gesù. C'è un terreno che non fa frutto perché il diavolo ne impedisce la crescita. Alcuni sentono la parola, ma il diavolo la porta via. Dunque il diavolo è un nemico. Quindi il diavolo è un nemico che impedisce, lo dice Gesù, che parla in questo contesto. In questo contesto proprio di quest'ultimo brano impedisce che credano e che siano salvati.
Giovanni scrive che il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tradire Gesù. Giovanni 13,2. In Ebrei 6,11 è scritto: state saldi contro le insidie del diavolo. Pietro scrive che il diavolo va in giro come un leone, in prima Pietro, tra i versetti, il capitolo 5 e il versetto 8. In Apocalisse, capitolo 2, versetto 10, il diavolo caccerà alcuni di voi in prigione. Dunque vediamo un ruolo attivo di un nemico al lavoro per distoglierci, per perseguitarci, per metterci assolutamente in difficoltà. Tu dunque fortificati, dice il brano al quale siamo partiti, essendo tutto questo, soldato, atleta e lavoratore. Tutti e tre questi ruoli hanno bisogno di una forza di corpo, una forza fisica, una forza morale. Ma questa forza non è interiore, non è tua, ti viene dalla grazia di Dio. La grazia che santifica, la disposizione essenzialmente benevola di Dio verso l'uomo. Vi presento alcune caratteristiche della grazia partendo da Isaia 30,18. Il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia, perché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui. Ai tempi di Isaia la grazia potente di Dio si era già manifestata, anche se non nella pienezza dei tempi di Gesù. Ora Timoteo, come noi, ha sperimentato la grazia e la continuità di essa, che fortifica Timoteo in quel tempo storico e oggi anche noi. Fortificati dunque nella grazia che si è già manifestata nella presenza messianica, nel Messia, il Maestro Gesù. In 2 Corinzi, capitolo 12, al versetto 9, sta scritto: la mia grazia ti basti, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Si tratta dunque di una condizione necessaria e sufficiente. E ancora la mia potenza è perfetta nella debolezza, è un'affermazione ulteriore. E a Timoteo ha già detto Paolo: la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Questo l'ha detto in prima Timoteo, al capitolo 1, al versetto 14. Noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia, come è scritto in Romani 6,14. Perché Dio concede la sua benedizione non a motivo delle opere, dei meriti, ma per pura grazia. E puntualizzo questo anche perché stiamo completando la lettura dei Romani e vi incoraggiamo a seguirci nei nostri incontri del venerdì. Dunque, le cose che hai udite da me, dice Paolo nel passo che stiamo esaminando, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle ad altri. Anche qui penso al soldato che insegna a fare la guerra, che individua strategie. La strategia è individuata soprattutto nel mondo greco da uno stratega, che è proprio un programmatore della guerra. Nella guerra spirituale ci vuole strategia, programma, progettualità. E poi un'altra cosa, bisogna essere atleti. L'atleta prepara, allena se stesso, ma allena anche gli altri, perché quello sport particolare vive ancora, continui a crescere sul piano tecnico, atletico. L'atleta non pensa solo a se stesso, certo, pensa a se stesso e ad allenarsi, ma anche al proseguo di quell'attività. Anche l'atleta, come il soldato, non va in un certo senso mai in pensione. Opera e prepara gli altri, suggerisce, individua problematiche, sa che quell'attività sportiva potrà continuare con il suo apporto e anche migliorarsi, affinarsi, pure perfezionarsi.
L'atleta che consegue un record sa che un giorno qualcuno batterà quel record. Siamo tutti in campo pensando che nel futuro qualcuno farà meglio di noi. Non si torna indietro, si va avanti con certezze e speranze, con sicurezze e anche con gli errori. Sempre si prosegue. Bisogna rispettare le regole. Se esci dal campo e la palla rimane in campo, il gioco viene fermato in certe discipline. Se esce dal campo la palla e tu sei in campo, in altre discipline il gioco viene fermato ugualmente. La regola cambia, ma la regola c'è sempre e chi non la rispetta è squalificato. Una vita cristiana prevede regole, senza la regola tutto si svolge in modo casuale. Ci sono alcune regole nella comunità di credenti, una di queste è la partecipazione ai culti, agli studi, alle preghiere comunitarie. Queste regole non sono fisse e imprescindibili, vi sono anche degli impegni che condizionano le attività di chiesa, ma comunque sono regole nella continuità. Non vieni meno alla regola quando manchi la domenica o il venerdì, perché è accaduto, può accadere e accadrà ancora, ma vieni meno alla regola quando manchi regolarmente. Sembra un gioco di parole, ma è così. Regolarmente ti sottrai alla regola. Se sei un lavoratore, e solo se sei un lavoratore, devi essere il primo ad avere i frutti del tuo lavoro. E questo è il proseguo del brano. Noi che frequentiamo in modo continuativo la koinonia del venerdì, ci troviamo di fronte a molti frutti che vengono donati da Dio. Mangerai e godrai di quel frutto. Voglio proporvi uno di quei frutti, l'amore. Stiamo studiando i Romani, nel nostro incontro di koinonia, come abbiamo detto, quello che abbiamo trovato in Romani 13,8. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Tu dunque hai un debito con me, io ho un debito con te, quello dell'amore. Partecipando agli incontri di comunità, noi esercitiamo questo amore. Non illudiamoci, non salderemo il debito rimane. Ma il debito di cui si parla in questo contesto è perenne, non si assolve mai. Facevamo l'altra settimana l'esempio del servizio militare. Il servizio militare veniva proposto in Italia per un periodo di tempo, in un certo momento storico era più lungo, in un altro periodo storico più breve, nelle ultime fasi della storia della Repubblica Italiana il periodo di servizio militare era considerato valido di 1 anno. E in questo caso si diceva che avevi assolto proprio al debito nel confronto dello Stato. Il debito si assolve in 1 anno, 12 mesi impegnati nel servizio militare. Il debito d'amore invece è un debito insolvibile. Mi ami? Sì, bene, devi continuare a farlo. Hai un debito d'amore con me, ti rimane tutta la vita e anche oltre. Ripeto, anche oltre la vita. Guardate prima Corinzi 13 tra i versetti 4 e 8. L'amore non verrà mai bene, tutto passa. L'amore no. Andiamo in prima Corinzi 13, proprio il capitolo 13, i versetti sono tra i 4 e 8. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. Io sono in debito d'amore nei confronti di tutti voi e questo amore non viene mai meno e questo amore non può venire mai meno
e questo debito continua per tutta la mia vita e anche oltre, un debito perenne nei confronti di tutti voi che siete qui dentro. Tu hai un grande debito verso Gesù Cristo, io ho un grande debito verso Gesù Cristo, perché noi da Cristo abbiamo ricevuto la salvezza. E chi eventualmente mi sta sentendo anche dal web non avesse ricevuto ancora la salvezza, sappia che Cristo bussa alla porta e ti sta cercando. Chiedi perdono dei tuoi peccati a Dio nel nome di Gesù Cristo, perché anche tu ne hai fatti, e chiedi la sua salvezza, perché solo in questo modo tu sarai salvato, attraverso nessuna delle tue opere. Ed ecco la parte dei frutti. Lavoratore, avrai l'amore di Gesù e anche quello sarà eterno, nessuno te lo toglierà. Considera ciò che ti dico, scrive Paolo a Timoteo in questa seconda lettera, in questo secondo capitolo, e avrai i frutti della tua perseveranza. Soldato, sii atleta, sii lavoratore. Il soldato combatte contro il nemico con perseveranza, l'atleta rispetta le regole, l'operaio lavora, gode dei frutti del suo lavoro e non è mai, e ripeto, non è mai sfruttato dal Signore. Un imprenditore poco morale può sfruttare un operaio. Nella storia dell'umanità molte volte i padroni hanno maltrattato, hanno sfruttato e vilipeso l'opera dei dipendenti. I sindacati hanno difeso la dignità dei lavoratori in molti casi. Apro una parentesi. Se vi dicono che i sindacati hanno rovinato l'Italia non ci credete, perché i sindacati hanno difeso la dignità dei lavoratori. Ma queste sono istituzioni umane. Le dipendenti donne hanno subito vessazioni, violenze, sfruttamento, insulti più o meno forti, anche umiliazioni violente e anche sottili. Qualche volta non hanno avuto nemmeno coscienza di quello che stavano subendo. Il Signore non sfrutta mai, il Signore non umilia, ma ama. Sentiamoci onorati di essere Suoi lavoratori, sentiamoci orgogliosi di questa dipendenza. Diciamoglielo adesso in preghiera. Seguitemi. Preghiamo. Signore, io sono orgoglioso di essere un tuo dipendente. Grazie, Signore, lode a te. Tu non sfrutti, non derubi il salario. Siamo lavoratori che vogliono faticare per te. Vorremmo avere la parte dei frutti. Grazie, Signore, perché ce la darai. Grazie che ci doni la parte migliore. Qualche volta ce la dai anche se abbiamo lavorato poco. Che generoso sei, Signore. Lode a te. Amen. Andiamo avanti. Basta ricordarsi di Gesù Cristo risorto ai morti e ci rendiamo perfettamente conto di chi sia il nostro generale, il nostro direttore sportivo, il nostro datore di lavoro, il nostro creditore. Per una figura così importante Paolo è disponibile a soffrire. E Dio, quanto sono disponibile a soffrire per Lui? Ripeto la domanda. Quanto sono pronto a soffrire per il Signore risorto dai morti? Lui, il re della stirpe di Davide, è più che un generale, più che un allenatore, più che un dirigente d'azienda, più che un creditore. È più che un re. Davide, che sta davanti a Cristo in ordine di tempo e dietro di lui in ordine di impero. Il popolo di Israele aveva visto più che Davide,
più che i profeti. Avrebbero dovuto riconoscerlo come generale, allenatore, capo. Avrebbero dovuto riconoscersi soldati, atleti, operai. Invece lo hanno rigettato e crocifisso. Ma lui è risorto e sconfigge ogni generazione ignorante, sconfigge anche la nostra generazione adultera, distratta e indifferente. Grazie a Dio, uomini come Paolo, pochi ma validi anche nel nostro tempo storico, sopportano ogni cosa per difendere la parola e perché molti conseguano la salvezza. Il premio per i futuri soldati, atleti, operai, come per quelli del presente, come per quelli del passato, è la salvezza. Il premio è anche per te. Se ti riconosci colpevole, peccatore, bisognoso della salvezza, che viene solo da Gesù Cristo. E di tante incertezze che ci sono nel mondo, questa vogliamo assumerla come certezza. La salvezza darà ad ognuno dei salvati gloria eterna nello splendore della luce del Re. Ci saremo poveri soldati promossi a generali, poveri atleti che diventeranno campioni, poveri operai trasformati nella luce della sua gloria in sapienti e ricchi imprenditori. E tutto ciò per il merito nostro, ma non per quello, ma per il merito di Gesù crocefisso, il Re crocefisso, che dà saggezza, che ti darà intelligenza in ogni cosa, abbiamo letto al versetto 7. Consideriamo dunque questi doni, prima dell'intelligenza, poi del completamento della nostra missione. Anche la nostra missione passerà per la morte, come Cristo crocifisso, anche noi dobbiamo morire, se il Signore non ritornerà prima. Se il Signore ritornerà prima dovremo far morire le nostre passioni, i nostri eccessi, il nostro limite d'amore. Con quanta difficoltà sappiamo amare. Dicevamo in uno dei recenti incontri, con quanta difficoltà ci doniamo agli altri. Facciamo morire le nostre passioni con difficoltà. Eppure la promessa dovrebbe rassicurarci. Regneremo, ma ci vuole costanza, fede, determinazione e molto lavoro. Il regno è gratuito, ma senza impegno e lavoro ci dovremo forse accontentare di cosa? Prendiamo l'ultimo posto, sediamoci in fondo, stiamo attenti al fatto che nessuno ci dica siediti là, non qui, lascia il posto a lui o a lei perché ti precedono. Non prenderti da solo l'onore, lascia che altri te lo dia, lascia che altri ti dica vieni davanti, c'è un posto più importante per te. Lascia, soldato, che il Signore ti promuova generale. C'è un se in questo brano. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Questa affermazione mi suggerisce quel brano in cui Daniele fu richiamato e gli fu impedito di pregare il Signore Dio. Daniele pregò ugualmente. Il brano a cui mi riferisco è il capitolo 6 di Daniele, i versetti sono tra il 6 e il 23. Fu gettato tra i leoni ma non morì. Non morì, ma sarebbe stato disponibile a farlo, pur di non rinnegare il Signore Dio. Anche Stefano non rinnegò e Paolo lo osservò e a suo tempo anche egli non rinnegò Cristo, ma lo proclamò a gran voce. Anche a Timoteo più tardi, quando scrisse quello che oggi abbiamo letto. Non rinneghiamo, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Ma egli nemmeno può rinnegare se stesso. Ricorda tutto questo e non fare dispute di parole non servono. Tutto è chiaro, tutto è ben spiegato. Le dispute di parole conducono alla rovina. Non c'è molto da dire oltre il detto, sì, soldato, atleta, operaio, tutte queste cose assieme. Il soldato è un combattente.
Sappi che dovrai combattere. L'atleta è sul campo per disputare la gara. Sappi che dovrai comportarti secondo le regole. L'operaio deve lavorare. Sappi che dovrai lavorare per costruire, per ricostruire, per consolidare. Preghiamo. Signore, abbiamo trovato in questo brano che noi dobbiamo essere assieme soldati, atleti e lavoratori. Che dire, Signore, se non che solo Tu ci dai la forza per essere soldati, atleti e insieme lavoratori. Signore, noi vogliamo impegnarci a essere tutto questo. Vogliamo metterti al primo posto. Non vogliamo considerare che metterti al primo posto è un fatto che vive in tempi storici molto lontani dal nostro. Nel nostro tempo storico non abbiamo tempo di metterti al primo posto. In altri tempi storici ci sarebbe stato il tempo. Noi non vogliamo ragionare così, Signore. Vogliamo metterti al primo posto. Perché questa è la regola. La regola del comportamento, del lavoro. Questa è la guerra, Signore. La guerra contro il nemico. Signore, benedici il nostro modo di vivere, che sia più confacente a quello che Tu ci chiedi, Signore. Facci essere dei buoni soldati, facci essere dei buoni atleti, facci essere dei buoni lavoratori. Soltanto attraverso la Tua grazia noi potremo essere questo, Signore. Ti preghiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.